del ghiacciaio che costò la vita a 11 persone a Canazei si svolgeranno in questi giorni le cerimonie commemorative cui parteciperanno le famiglie, per noi come fosse passato un solo giorno. Tragedia durante la rievocazione storica a Marano di Valpolicella, fucile d'epoca esplode, muore un agricoltore 62enne del posto che stava caricando l'arma, i carabinieri escludono la responsabilità di terzi. A Mogliano individuati i vandali che hanno dato fuoco ad un parco e danneggiato edifici, sono ragazzini tra i 10 e i 13 anni, ora a pagare i danni saranno le famiglie. La famiglia del ragazzo che sparò con una pistola ad aria compressa contro la docente dell'ITIS Marchesini di Rovigo potrebbe agire in sede penale e civile per diffamazione e danni morali. Minacce in carcere a Verona, dove è stato trasferito da 8 giorni per Massimo Zen. La guardia giurata condannata a 9 anni e 6 mesi di reclusione per l'uccisione di un giostraio in fuga dopo l'assalto ad un bancomat. È corsa contro il tempo per tentare di salvare dal commissariamento il comune di Selvazzano Dentro. Il prefetto al presidente del Consiglio Soranzo: si convochi il Consiglio entro il 5 luglio. Laura Pausini in concerto a San Marco, stasera si replica davanti a 5.000 persone ed anche oggi sarà uno spettacolo con il rischio pioggia e acqua alta. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Marmolada, poco meno di un anno dal crollo del ghiacciaio che costò la vita ad 11 persone, 7 erano vicentini. A Canazei si svolgeranno in questi giorni le cerimonie commemorative cui parteciperanno le famiglie, tra queste anche quelle di Nicolò Zavatta, di Barbarano Mossano e di Filippo Bari di Isola Vicentina. Oggi abbiamo sentito il fratello Andrea. È passato un anno da quel 3 luglio 2022, quando poco dopo le 13:45 il crollo di un seracco del ghiacciaio sulla Marmolada causò la morte di 11 alpinisti, di cui 7 del Vicentino. Un dolore immutato per i familiari delle vittime, ricorda Andrea, fratello di Filippo Bari, il 27enne di Isola Vicentina che in Marmolada perse la vita. Mi sembra che sia passato un giorno solo, nel senso che ancora non ti rendi conto di come le sensazioni che provi siano le stesse di un anno fa. Una foto, quell'ultimo selfie di Filippo, il suo sorriso, alle spalle la montagna che di lì a poco lo avrebbe travolto, divenne il simbolo della tragedia. Gli direi che mi manca un sacco e che avrei bisogno di parlare con lui, anche solo 5 minuti. Di pochi giorni fa l'archiviazione dell'inchiesta sulla tragedia, il GIP del Tribunale di Trento ha condiviso le motivazioni della procura e dei periti tecnici, secondo cui l'evento non era prevedibile. Io da un lato mi sento anche sollevato, ma parlo anche a nome della mia famiglia in generale, perché crediamo che comunque non ci sia mai stato un motivo per procedere dal punto di vista legale, perché comunque la tragedia è stata una casualità. Tra oggi e lunedì si svolgeranno tra Canazei e Passofedaia le commemorazioni per le vittime, cui parteciperanno anche alcuni parenti e le amministrazioni, tra cui i familiari di Nicolò Zavatta, di Barbarano Mossano, 22 anni, il più giovane degli alpinisti travolti. Lunedì mattina la messa e la deposizione di una targa. Saremo presenti nella cerimonia di ricordo e commemorazione delle vittime, in quella di Canazei, lunedì mattina alla messa organizzata e come vicinanza alla famiglia, a tutti i conoscenti, agli amici di Nicolò Zavatta. Fucile d'epoca esplode durante la rievocazione. Bruno Boldo, di 62 anni, è morto questa mattina a Valgatara, Verona, dopo essere stato colpito accidentalmente dall'arma che stava caricando. La vittima, che abitava nella frazione di Marano di Valpolicella, stava partecipando ad una rievocazione storica autorizzata dal comune. Stava utilizzando un cosiddetto trombino, un'arma a salve chiamata anche pistone, simile ad un grosso fucile caricato con polvere da sparo di notevoli dimensioni, del peso di circa 30 kg. Per cause da accertare l'uomo è stato colpito nella fase di caricamento dall'esplosione dell'arma che lo ha colpito alla tempia ed è morto all'istante. I carabinieri intervenuti sul posto escludono la responsabilità di terzi. Ed ora andiamo a Mogliano, nel Trevigiano, dove sono stati individuati i baby vandali che hanno dato fuoco ad una parte di un parco e danneggiato edifici. Si tratta di ragazzini giovanissimi dai 10 ai 13 anni. Ora le famiglie saranno chiamate a risarcire i danni. Tolleranza zero contro chi imbratta, contro chi sporca, contro chi rompe.
Il Pugno di Ferro di Mogliano, dopo aver individuato l'identità e il numero degli autori dei gravissimi atti vandalici dei giorni scorsi. Come l'incendio in un parco della nostra città, il Parco ai Salici, fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Si tratta di 5 ragazzini e ragazzine. Ahimè sono minorenni, adesso verranno convocati con i genitori e assolutamente faremo pagare i danni per chi ha commesso questi atti vandalici. Assolutamente i danni devono essere pagati. Tutti hanno tra i 10, 11 e 13 anni, sempre di Mogliano. Nei giorni scorsi hanno devastato una parte di piazzetta del teatro e del Parco dei Salici, con gli arbusti date alle fiamme in pieno pomeriggio in via del Cotone. E qui vediamo ancora visibili i segni di quello che è stato quest'atto vandalico, con le piante letteralmente carbonizzate. Possiamo immaginare la paura dei residenti con le abitazioni qua vicino, visto l'alta nube di fuoco divampata nell'arco di pochissimo tempo. Pesante la multa che ora le famiglie dovranno pagare all'amministrazione comunale. Solamente per il Parco ai Salici parliamo di 8.000 euro e invece per quanto riguarda la piazzetta del teatro stiamo quantificando, ma sicuramente qualche migliaio di euro. I baby vandali individuati grazie alle telecamere. Un grandissimo sistema di videosorveglianza che abbiamo inaugurato recentemente l'8 qui di giugno con nuove 95 telecamere di ultima generazione, e queste ci hanno permesso anche in questo caso di individuare i responsabili. Gli atti vandalici per noia e bravata, per poi magari immortalarli sui social. Secondo me i ragazzi in quel momento non si rendono conto, ma devono capire che il patrimonio pubblico è un patrimonio di tutti. Noi facciamo tanta fatica per mantenerlo pulito, per mantenerlo bello, decoroso. La famiglia del ragazzo che sparò con una pistola ad aria compressa contro una docente dell'ITIS Viola Marchesini di Rovigo potrebbe agire in sede penale e civile per diffamazione e danni morali qualora la docente proseguisse nel diffondere notizie non veritiere sul pentimento e le scuse dopo l'episodio. Lo ha detto all'ANSA legale della famiglia l'avvocato Nicola Bergamini. L'alunno ha incontrato la docente a scuola e si è scusato, e anche i genitori. Dice il legale, la famiglia finora non ha mai voluto esporsi per non alimentare il processo mediatico, ma la presenza costante della prof, la presenza della prof sui media è costante, così dice la famiglia, che si dice pronta quindi a querelare. Intensificati i controlli del territorio antimovida nelle principali località del litorale veneziano. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal prefetto di Venezia Di Bari per fronteggiare le esigenze di sicurezza. Da Bibione a Chioggia, Caorle, Jesolo, Eraclea e Cavallino Treporti le forze di polizia intensificheranno i servizi di controllo del territorio nei luoghi di maggiore concentrazione turistica, privilegiando i giorni e gli orari più critici. Si parte già questo fine settimana, nel corso del quale ci sarà uno spiegamento straordinario di pattuglie con una particolare attenzione all'arco delle ore notturne. Minacce in carcere a Verona, dove è stato trasferito da 8 giorni per Massimo Zen, la guardia giurata condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per l'uccisione di un giostraio in fuga dopo l'assalto ad un bancomat. Quello che ha fatto a nostro cugino lo faremo a lui. È questo il messaggio che sarebbe stato recapitato attraverso un compagno di cella, Massimo Zen, dai familiari di Manuel Maior, detenuti nel carcere veronese di Montorio, dove anche l'ex guardia giurata è reclusa da 8 giorni. Dopo la condanna definitiva per omicidio volontario a 9 anni e 6 mesi, Massimo Zen dal 16 giugno è in carcere, prima a Padova, adesso a Verona. Era il 22 aprile del 2017 quando, inseguendo alcuni banditi che avevano assaltato un bancomat, a Vedelago Zen sparò a Manuel Maior, morto in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. Dopo 6 anni di processo e la definitiva sentenza della Corte di Cassazione, per il Ranger si sono aperte le porte del carcere, dove dovrà restare per almeno 3 anni. Resta grande la mobilitazione e continua la raccolta firme avviata dagli amici di Massimo Zen. Anche il comune di Cittadella, dove Massimo Zen risiede con la compagna, è pronto a fare la sua parte. Il sindaco Luca Pierobon ha spiegato: attendiamo le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale, che dovrebbero essere pubblicate a breve, e poi siamo pronti ad agire.
E torniamo a parlare di sicurezza nelle carceri. Il ministro della Giustizia Nordio sostiene che sia fondamentale seguire l'aspetto rieducativo dei detenuti anche una volta scontata la pena. Abbiamo già aumentato, adesso è in corso la distribuzione delle nuove unità che sono vincitrici di un concorso, e questo avverrà a brevissimo termine e ne trarrà beneficio ovviamente anche Venezia. Il ministro Nordio si è attivato per risolvere molte situazioni al collasso all'interno delle carceri, compreso quello di Santa Maria Maggiore, dove in poco più di 15 giorni si sono tolte la vita 2 persone. Ma non è un compito semplice, spiega. Questi problemi si sono sedimentati nel tempo e il nostro carcere, che dovrebbe avere, il nostro sistema carcerario, che dovrebbe avere un significato e una tendenza rieducativa, come vuole la Costituzione, oltre ovviamente che punitiva, perché la sanzione penale è essenzialmente afflittiva, ma non dobbiamo dimenticare quella rieducativa che appunto è dettata dalla Costituzione, e a questa si rimedia soltanto allargando nell'ambito delle carceri quelle che sono le attività, che sono lo sport e il lavoro. La funzione rieducativa è dunque fondamentale anche una volta scontata la pena. Abbiamo concluso l'altro giorno un accordo con il CNEL proprio per il reinserimento dei detenuti che abbiano appreso in carcere determinate attività. Nel frattempo proseguono le indagini sul suicidio di Bassem Degaci, che dopo aver ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per episodi di spaccio di 5 anni prima, era rimasto da solo nella sua cella di Santa Maria Maggiore per un'ora, nonostante la moglie, dopo averlo sentito in preda alla disperazione, avesse chiamato per 3 volte il penitenziario lanciando l'allarme. L'obiettivo delle indagini è ricostruire i passaggi di quella mattina e capire come mai ci sia stato un buco di un'ora nella sorveglianza in cui Degaci ha portato a dama ciò che aveva annunciato. Fino a dicembre tra i 70 e i 90 euro al mese in più in busta paga per gli stipendi entro i 35.000 euro grazie al decreto lavoro. Il calcolo è della CGA di Mestre. Nessun aumento per i pensionati e lo SPCGL va all'attacco. Con il taglio del cuneo fiscale deciso dal governo ci saranno più soldi in busta paga, ma gli effetti del decreto lavoro saranno temporanei, termineranno il prossimo 31 dicembre. In ogni caso, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, per gli stipendi fino a 25.000 euro lordi, il taglio del cuneo passa dal 3 al 7%, con un ipotetico aumento dello stipendio di circa 70 euro al mese. Mentre per le retribuzioni tra i 25 e i 35.000 euro lordi, la riduzione sale dal 2 al 6%, con un possibile aumento in busta paga di circa 90 euro mensili, fino al 31 dicembre. È una misura che servirà a contrastare anche l'inflazione. Ora però vanno trovate le risorse per renderla permanente, anche perché abbiamo capito che il caro vita purtroppo durerà molto più di quanto prevedevamo. Ora abbiamo bisogno di un fisco meno esigente, più equo e più efficiente, anche per contrastare più efficacemente chi evade. A proposito di tasse, a giugno, che assieme a novembre è il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscali, tra IVA, IRES, IMU, IRAP, IRPEF, eccetera, i contribuenti veneti hanno versato una cifra che la CGA stima in 5 miliardi e 800 milioni di euro. Tornando al fronte stipendi, invece, nessun aumento per i pensionati, nonostante su alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio sia comparsa la voce aumento pensioni basse 2023. A spegnere subito gli entusiasmi lo SPCGL del Veneto, che parla apertamente di presa in giro. Sotto quella sigla è stata messa la 14ª mensilità, un provvedimento del 2007 ulteriormente allargato nel 2016. Si continua con le bugie per coprire l'inerzia, l'inattività, l'immobilismo di questo governo nei confronti della riforma delle pensioni, che stiamo aspettando da lungo tempo, e che vengano mantenuti gli impegni che hanno assunto in campagna elettorale e che venga dato un aiuto concreto alle pensionate e ai pensionati che hanno delle pensioni basse. È corsa contro il tempo per salvare dal commissariamento il comune di Selvazzano Dentro. Sentiamo. Una lettera al prefetto, firmata da Giovanna Rossi, sindaco di Selvazzano Dentro, con 8 consiglieri comunali, 6 che l'hanno sempre appoggiata e 2 del Partito Democratico. Il sindaco chiede al prefetto la convocazione del Consiglio Comunale straordinario per l'approvazione del bilancio il prossimo 4 luglio. Il prefetto risponde invitando il presidente del Consiglio Comunale, Enoch Soranzo, a convocare la riunione entro il 5 luglio, chiudendo così: in difetto di convocazione la scrivente
Presidente dovrà procedere con i poteri sostitutivi previsti. Un ultimatum a Soranzo, sindaco per 10 anni del suo comune e da 4 Presidente del Consiglio Comunale, capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia. Sono ore febbrili queste. In giornata a Soranzo arriverà anche un appello sottoscritto da 29 associazioni. Se la convocazione del Consiglio Comunale da parte del Presidente Soranzo o da parte del prefetto ormai è certa, date possibili il 3, 4 o 5 luglio perché servono 24 ore per una riunione straordinaria, è l'esito a restare incerto. Il sindaco Giovanna Rossi può contare su 7 voti su 16. Il regolamento prevede che l'astensione sia calcolata come voto negativo. Fondamentale sarà la decisione dei 2 consiglieri PD che finora non hanno votato il bilancio. Le trattative su più fronti sono in corso. L'unica certezza resta una data, il 6 luglio, quando, se il bilancio 2022 non sarà approvato, partirà il commissariamento del comune fino a prossime elezioni. Siamo a Padova con la chiusura del 23 Dischi, negozio specializzato in vinili aperto da mezzo secolo. Piazza Duomo a Padova perde un'altra attività. Continuando il grandissimo affetto di persone nei confronti di questo negozio, punto di riferimento per gli amanti della musica per mezzo secolo in città. Sì, è la cosa che ci ha colpito assolutamente di più, è l'affetto incredibile della nostra famiglia grande di clienti, che è diventata una famiglia negli anni, ma veramente non immaginavamo un assalto di questo genere. Era affetto, sono i ricordi a spingere in questo iconico negozio di Padova, tempio dei dischi, dei CD, dove tutto profuma di musica, arte e vinile, a spingere molti ad addentrarsi tra gli scaffali alla ricerca di qualcosa. Abito a Venezia o di Ferrara, sono qua a fare un giro. Ecco. Ma lei ha dei ricordi in questo negozio? Sì, quando abitavo a Padova venivo spesso. Quindi ho dei bei ricordi, ecco. È un pezzo di storia di Padova, di storia della musica di Padova, e ci sono tanti altri negozi di musica di Padova, è vero, non ne stanno parlando in questi giorni, però come questo l'atmosfera, la magia che c'è qui mancherà tanto. L'angolo di via Vescovado è il 23 Dischi. La sua chiusura a fine mese sarà un colpo al cuore per la città. Noi abbiamo deciso proprio abbiamo voluto, è nato con noi, muore con noi, con me e il mio socio, piuttosto che vada poi alla fine. È difficile, triste da un lato, però l'età è quella che è. Meglio chiudere col botto alla grande, piuttosto che, quindi siamo contenti da un lato. Però è triste, chiaramente è triste. Non l'unica serranda abbassato destinata ad abbassarsi in questa piazza del centro storico. Campeggiano i cartelli affittasi sullo spazio un tempo occupato da un istituto di credito. Il 15 luglio chiuderà anche questo negozio di abbigliamento per bambini, con le proprietarie indaffarate in questo sabato che ci congedano spiegandoci che il costo degli affitti e la difficoltà per i clienti di raggiungere il centro le ha spinte a prendere una sofferta decisione. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. E rieccoci in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Laura Pausini a San Marco, grande concerto dell'artista romagnola che davanti a 5.000 persone ieri sera non si è fermata davanti all'acqua alta e alla pioggia, e questa sera si replica ancora con lo spettro del maltempo. Davanti a 5.000 persone in piazza San Marco, arrivate da tutta Italia ma anche dall'estero, compresi Belgio e Perù, Laura Pausini ha incantato Venezia per la prima anteprima del suo tour mondiale che si aprirà a dicembre. Mille, grazie a tutti per essere qui. È veramente molto emozionante per me ricominciare un tour dalla mia terra, dall'Italia. Sono passati 30 anni e li abbiamo passati insieme. Benvenuti a Laura Venezia. Laura devolverà il suo cachet dei 3 concerti veneziani alle terre alluvionate dell'Emilia Romagna,
dal palco della piazza ha proposto i suoi brani del passato ma anche quelli del presente, proiettandosi nel futuro in uno show diviso in 3 parti per quasi 3 ore. Ciao! Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui, cuore di metallo senza l'anima, il freddo del mattino grigio di città. L'artista ha lanciato alcuni messaggi importanti contro la violenza femminile e per l'impegno a custodire il pianeta Terra. E quando il diluvio ha impedito l'uso degli strumenti, lei non si è fermata ma ha continuato a cantare sotto la pioggia senza l'ausilio degli strumenti. Posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro, perché come avere sete con il mare dentro. Tu non mi concedi mai uno sconto, è più facile che un sasso, poi diventi piuma o fare il primo passo sulla luna. Fare il primo passo sulla luna. Ed ancora musica, pianista, compositore, cantautore, a 23 anni l'eclettico talento veronese Oliver Kaufmann pubblica il suo nuovo singolo. My darling, I love you, I love you. I Love You Forever abbina in realtà molte parti della mia vita, cioè si parla appunto di questi viaggi per Londra dove scopro nuova musica, dove studio nuova musica, ma anche di una storia d'amore che si sviluppa proprio in questa città. Da Londra a Milano passando per la Germania. Sono nato in Germania, ho vissuto lì per 12 anni, 10 anni a Colonia, 2 anni a Monaco e poi mi sono trasferito a Verona dove ho fatto le medie, liceo e poi adesso sono tra Milano e Verona. A Milano ho fatto l'università e adesso sono tra Milano e Verona per la musica. Una passione, quella per la musica, che Oliver coltiva fin da quando era bambino. Sono arrivato alla musica quando ho iniziato a suonare il piano a 6 anni. I miei genitori mi hanno portato alla lezione di pianoforte, poi poco dopo ho iniziato a cantare e poi ho messo insieme 4 accordi e il mio primo testo e da lì ho capito che era quello che volevo fare. E per il futuro, tanti progetti in cantiere. Progetti futuri, sto scrivendo tanto, sto producendo tanto, io sono cantautore, quindi scrivo i miei testi, scrivo la mia musica, sto preparando dei pezzi e tra poco ci sarà una nuova uscita, sicuramente un nuovo singolo, non voglio dire troppo, però sicuramente prestissimo ci sarà una nuova uscita, però intanto finiamo di goderci il mio ultimo singolo, I Love You Forever. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre con le nostre previsioni del tempo, il meteo, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Domenica 2 luglio assisteremo ad un graduale rialzo della pressione atmosferica con una fase di tempo in generale più stabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti sulle zone montane e pedemontane dove saranno probabili anche delle precipitazioni in locale estensione col passare delle ore alle pianure limitrofe. Temperature, come detto, in ripresa, minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 25-30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà variabile sulla zona montana, vedete, con possibili rovesci. Soleggiato altrove, con cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa. Venti di brezza. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime intorno ai 27-29 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato, specie al mattino, ma ancora instabile, con qualche rovescio pomeridiano e serale. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.